Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera dobbiamo innalzare una convinta ode a uno scrittore che va contro il pelo della contemporaneità, che va contro i luoghi comuni, che risale la corrente forte sostanzialmente solo del suo spirito libero, cioè di uno scrittore vero, Michel Houellebecq, e dire viva Michel Houellebecq che non si sottomette, per usare un suo linguaggio, alla vulgata fintamente anti-israeliana, ipocritamente antisionista, in realtà sostanzialmente antisemita. Perché diciamo questo? Perché c'è una bella cronaca sul Foglio di oggi firmata da Giulio Meotti. Houellebecq si trova a Gerusalemme, si trova in Israele, dove ha ricevuto il premio Gerusalemme. In realtà la cerimonia era in una libreria di Tel Aviv, e mentre si teneva l'evento, tra l'altro, è suonato l'allarme, quindi Houellebecq con tutti gli altri convenuti è dovuto riparare nel rifugio antiaereo. Ma al di là di questo è molto molto importante per noi quello che lui ha detto, parlando dello Stato ebraico e del suo rapporto, del rapporto che non ha e dovrebbe avere l'Europa in questo momento storico, a maggior ragione con lo Stato degli ebrei. Citiamo le frasi più salienti. Dovrei capire il mondo in cui vivo, come dire, si aggrappa alla sua consapevolezza di scrittore, e pensavo che in Europa ci fosse un movimento positivo verso gli ebrei, ma quello che è successo è completamente l'opposto. Cioè, anzitutto, Houellebecq, uno che ha dimostrato di possedere delle chiavi per capire le tendenze dei nostri tempi, è rimasto spiazzato dalla reazione dell'Europa al calderone scoppiato in Medio Oriente a causa del 7 ottobre, cioè a causa di un pogrom, di una cosa che non avveniva dai tempi del nazismo. E poi ha rincarato la Doge. Ogni scrittore occidentale, che gli piaccia o no, porta l'impronta delle religioni monoteiste. Nessuno scrittore, soprattutto nessuno scrittore occidentale, può essere indifferente a Gerusalemme, cioè a quello che Gerusalemme rappresenta, a quello che Gerusalemme ha lasciato e ha travasato nella cultura occidentale. Cioè nessuno occidentale consapevole di sé, ci dice Houellebecq, può ignorare quello che Gerusalemme rappresenta e anche ignorare le ragioni in gioco, cioè lo scontro di civiltà in gioco, al netto dei possibili anche criticabili errori dell'attuale governo israeliano, ma non si può non essere consci di questa posta in gioco millenaria, ci sta dicendo Houellebecq. È mostruoso, ha poi detto, parlando con un quotidiano israeliano, quanto è avvenuto dopo il 7 ottobre. È mostruoso che invece di mostrare solidarietà e compassione ci sia una cultura di antisemiti. È inconcepibile, è qualcosa che davvero non capisco e che mi spaventa davvero in Francia. Cioè l'uomo che ha radiografato la sottomissione, il rischio della sottomissione del suo paese e dell'Europa, diciamo in tempi non sospetti, perché oggi chiunque abbia onestà intellettuale dimori nella realtà, le vede non solo le periferie, ma aree urbane, intere aree urbane della Francia, del Regno Unito, che vivono sotto una sciaria di fatto, che sono congelate in un altro tempo, in un altro luogo, in un altro spazio valoriale. Lui però lo ha anticipato scrivendo Sottomissione 10 anni fa. E ecco, lui dice: io non riesco a capire il mio paese, no? Il paese dei lumi, della République, quel paese lì, che di fatto dal 7 ottobre in poi ma non solo la Francia, tutto l'intelligenza e il mainstream europeo ha riecheggiato le parole d'ordine dei peggiori oscurantisti, i gentiluomini coranici di Hamas. Ha anche come dire, smentito proprio la vulgata, dicendo che Israele cerca di comportarsi in maniera morale in guerra, che è difficile, è iper difficile. Ed è vero quello che dice Houellebecq, perché Israele volantina, avvisa dove bombarderà, tenta di avvisare i civili, li invita a togliersi dagli spazi del teatro bellico. Ovviamente
è interesse supremo di Hamas che rimangano invece nel teatro bellico, che rimangano ahimè anche travolti dal teatro bellico, perché poi Hamas può rivendicare questi civili morti e usare l'eterna politica degli scudi umani. Non lo diciamo noi, lo dicevano, l'hanno detto più volte i leader di Hamas, alcuni in esilio in Qatar, che dicevano ci serve il sangue dei palestinesi. Questo sta dicendo Ulbeck. Dopodiché ha attaccato la cultura woke, che è il lato come dire presentabile, fintamente colto e quindi ancora più pericoloso di questa deriva fondamentalmente antisemita, per cui lui dice la cultura woke è quel non senso per cui non puoi criticare i trans ma neanche gli islamisti, che i trans, come fanno appunto i galantuomini di Hamas, li butterebbero dai tetti, no? Quindi rimarca questo controsenso culturale in cui siamo intrappolati e ricorda che questa cultura è stata silente per esempio sugli stupri di Colonia, che poi sono verificati in altre città tedesche, che peraltro hanno visto scene analoghe nella nostra Milano, cioè l'aggressione sessuale di massa, la Tarush Gamea, frutto di una cultura araba. E Ulbeck ci ricorda tutto questo in un momento in cui sono aggredite le presentazioni di libri presuntamente filosionisti al Salone del Libro. Degli squilibrati interrompono il Giro d'Italia degli squilibrati pro Pal perché ci sarebbe scritto un team israeliano e questo sarebbe una cosa gravissima. Cioè, in un momento di follia europea e anche italiana, Ulbeck direbbe antisemita, Ulbeck ancora una volta va in controtendenza, non si sottomette a questo riflesso culturale dell'intelligenza, perché Ulbeck non fa parte dell'intelligenza, è un'altra cosa, è un vero grande scrittore, per fortuna che esiste Michel Ulbeck. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio